A Solagna, abbiamo visto, avete riportato voi con le immagini fin dal primo giorno i danni che ci sono state case interamente allagate, abbiamo avuto anche diversi dissesti, quindi materiale che è sceso a valle e che ha creato problemi e che si è dovuto intervenire, ma non solo a Solagna, anche nei comuni limitrofi, e quindi il danno è stato rilevante. Proprio in questi giorni ho fatto fare un sopralluogo ai tecnici del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ieri mi sono sentito con il capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale per il riconoscimento dello stato di emergenza. Mi ha detto che sta terminando le relazioni, quindi i numeri precisi non ne posso ancora dare, però i danni sono rilevanti e una volta preparata la relazione lui già questa settimana lo proporrà al Presidente del Consiglio dei Ministri. Secondo lui, secondo il capo Dipartimento della Protezione Civile, ci sono tutte le condizioni perché venga riconosciuto lo stato di emergenza nazionale e quindi di conseguenza arrivino anche tutti i ristori. Solagna è stato proprio l'esempio, però io lo vedo andando sul campo quando succede un'emergenza. Io sono sempre sul campo in mezzo al fango, in mezzo ai volontari, al fianco dei sindaci che sono autorità locali di protezione civile, vedo la stessa fotografia in tutto il Veneto, vedo i cittadini che ancora prima che arrivino i soccorsi sono intenti nel cercare di sistemare le proprie abitazioni, con i vicini di casa magari più fortunati che non hanno avuto danni, che vanno ad aiutare chi ha avuto i danni, quindi questo è proprio nello spirito veneto.